Il Veneto sta facendo i conti con un rallentamento delle operazioni della campagna vaccinale dovuto alla diminuzione nelle consegne da parte di Pfizer, ma le vaccinazioni torneranno a regime in pochi giorni. È un tema che ci porta ad avere ancora una settimana a rilento e questo non aiuta, anche perché speravamo veramente di chiudere per gennaio tutta la partita del primo target, della prima popolazione target che è identificata, che erano gli operatori della sanità, delle case di riposo e gli ospiti delle case di riposo, e passare subito alle categorie essenziali e incentivare ovviamente la vaccinazione degli ultra ottantenni, che fra l'altro noi diciamo ultra ottantenni ma abbiamo chiesto che si faccia ultra 75 anni. La curva dei dati dell'emergenza coronavirus in Veneto sta calando vistosamente, ma questa non può diventare una scusa per abbassare la guardia, perché, come conferma anche Zaia, il virus circola ancora. Io in tutta sincerità sono preoccupato del fatto che non vengano letti questi dati, che sono buoni dati da un punto di vista dell'infezione, cioè del calo che abbiamo, che non vengano letti come, so che sono ossessivo, però ve lo dico, che non vengano letti come il problema è risolto, basta, adesso dobbiamo cercare di essere invece molto attenti. Quindi l'invito ai cittadini che faccio è quello di usare la mascherina, di avere assolutamente massima attenzione per evitare gli assembramenti, e questo lo possiamo fare, e di capire che il virus c'è ancora.